is in the building. collegamento del microfono e allora siamo pronti. Una settimana dopo, diciamo, la partenza rally che ha visto il Volano Volley perdere il match inaugurale contro Ostiano, siamo qui pronti per cercare il riscatto, come diceva Lalla Bortoli nell'intervista post match. Quindi vediamo se l'immediata risposta ci sarà e potremo portare a casa magari il primo successo stagionale. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Pala Bertoni di Crema in provincia di Cremona per la seconda giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto l'Ener con Fimi Volley 2.0 Crema contro la Rotoplas Volano Volley. Allora, come detto, siamo partiti con una sconfitta per 3-1 contro Ostiano e che purtroppo ci ha fatto iniziare con 0 punti la stagione. Purtroppo non è andata come tutti speravamo, però vediamo se questa volta la Rotoplas dimostrerà i cosiddetti a noi e anche agli avversari per provare a vincere questa prima partita stagionale. Allora, io direi che oggi dovevo avere qua un ospite speciale con me, però ha deciso di tradirmi per la tribuna. Se volete sapere chi è, magari quando ci sarà a novembre la prossima partita dell'Arena Biancorossa ne riparleremo, magari ai microfoni. Però gli mandiamo un gran saluto, che è pronto a tifare la sua squadra. Vorrei averla avuta qui al commento tecnico, però vabbè, dai. È da 4 stagioni che sono qua al Volano e non l'ho quasi mai avuto un commento tecnico, sono in 2 partite. Proprio per... però vabbè, dai. Come dico sempre, si fa con quello che si ha. E quindi saluto il mio compagno di viaggio Fabrizio Saba, che cura la parte tecnica della diretta streaming. Saluto anche a Andrea Devi, nostro scoutman, e ovviamente il responsabile streaming Alla Perlova, che senza di lui le sue attrezzature non potremmo fare il collegamento qui dal Pala Bertoni di Crema. Allora le squadre hanno già lasciato il terreno
di gioco. Si stanno già provando, si stanno già mettendo le canone, le divide da gioco, quindi ormai ci siamo. Manca davvero poco all'inizio di questa seconda giornata del campionato di Serie B lunedì. Allora vedo che stanno aprendo la rete, quindi adesso il campo è aperto, quindi anche per voi che siete qui in postazione, potete vederla dalla telecamera alle nostre spalle, potete adesso ammirare ancora meglio il campo da gioco del Palabertone di Crema. E nel Confini Volley 2.0 versus Rotoplas Volano Volley. Ci siamo allora. La squadra di Cade è già pronta per iniziare la partita. E allora ci siamo, stanno per scendere in campo le due formazioni. Ecco che si prepara anche sulla linea laterale di fronte alle panchine anche la formazione di Luca Parlatini, e sta per fare il saluto sotto rete al pubblico e ovviamente anche alle loro avversarie. La squadra della Rotoplas Volano Volley giocherà con una divisa bianca con maniche rosse, pantaloncini rossi e calzoncini bianchi, con il libero che invece indosserà una maglietta bianca con addobbi azzurri, pantaloncino azzurro e calzoncini bianchi, mentre la formazione di Matteo Moschetti, Volley 2.0 Crema, giocherà con una maglietta a strisce bianco, rosse e azzurre, con pantaloncini rossi, calzoncini bianchi, mentre il libero con una maglietta bianca con lato destro della nostra postazione i tifosi di Crema, lato sinistro quelli della Volano Volley. Allora oggi rispetto alla scorsa giornata spero di fare un buon servizio, perché la scorsa giornata ho fatto davvero bene, chiedo scusa a tutto il pubblico, però erano mesi di ruggine, la telecronaca è venuta quella che è venuta e mi scuso ovviamente con tutti voi. Adesso, avendo un po' il mandato della scorsa giornata e anche la lista completa qui, dovrebbe essere un po' più fattibile la partita di oggi. E cominciamo dalla squadra ospite, quindi dalla Rotoplas Volano, con il numero 1, Jessica Bauer.
Palabertoni. Speriamo diano carica anche a noi. Devi alzarci ovviamente dal momento difficile. Allora la Rotoplas che schiera in campo nei ruoli di centrali De Val, la nostra capitana, e Benedetta Campagnol, mentre nel ruolo di libero giudice numero 5. Poi le schiacciatrici sono Ottino e Emma Galbero, la palleggiatrice Lalla Bortoli. Guardo l'Ener Confimi, giocano Giulia Gironetti nel ruolo di opposto, le centrali sono Eva Ravazzolo e Monica Fioretti, la palleggiatrice Giulia Moretti, le schiacciatrici sono Elisa Antonelli e Noemi Despan, e il libero Aricella Abadini. E comincia la partita nelle mani della Ener Confimi 2.0. Elisa Tonello al servizio, però aspettiamo che c'è il secondo arbitro, che c'era l'asta che non era dritta. Vediamo se adesso inizia. Sì, fischia l'arbitro, quindi comincia la partita in questo momento. Riceve Galbero, Lalla Bortoli, De Val, primo punto della Rotoplas, Volano Volley, Jessica De Val 1-0. Il punteggio per Volano con l'attacco di Jessie, la nostra capitana. Ora il servizio, Lalla Bortoli, Luca Parlatini, servizio battuto, riceve Labadini, il palleggio di Moretti, l'attacco vincente di Monica Fioretti, un pallonetto, 1 pari il punteggio, e va proprio l'autrice del punto della parità, Monica Fioretti, per il Crema. Il primo arbitro. Vi ricordo che la terna arbitrale è composta da Silvia Longo della sezione di Rovigo e da Chiara Rissaldo della sezione di Verona. Bortoli, una mano sola, De Val, nell'altra parte Fioretti, l'attacco di Despagne, invasione della Rotoplas da parte di Emma Galbero, e arriva il punto del vantaggio per Crema, che si porta sul 2-1 nel corso di questo primo set della seconda giornata. Ancora chiedo scusa dal mio telefono, chiedo scusa, prenderò una multa. Riceve giudice il servizio Bortoli, Carli, murata da Ravazzolo, 3-1 il punteggio. Ancora Fioretta il servizio, 3-1, break di 3-0 adesso per Crema. Riceve Galbero, un po' di difficoltà, Carli e Ottino. Niente da fare per Carli, non riesce a metterla dalla parte opposta. 4-1. Forse Luca potrebbe già chiamare il time out. Ecco, infatti chiamato sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi, nuovi sapori, le mille scintille che accendono le notti più lunghe e naturalmente la gioia. In diretta dal Palabertoni di Crema, 4-1 il punteggio a favore di Crema, che adesso è su 4-1 questo primo set di giornata. Allora il servizio ancora Monica Fioretti per Crema, partito battuto, riceve Galbero, Bortoli e Galbero, da fare per Lonetti, scusate, 4-2, diciamo le distanze, un break di 4-0. Il servizio va proprio a Emma Galbero, colei che ha fatto proprio l'ultimo punto di questa giornata. Riceve Tonello il servizio, la Badini ostacola con Giulia Moretti, palleggia il libero, ostacolano, regalano il punto alla Rotoplas, 4-3 il punteggio. Allora ancora servizio
Labadini. Attacco proprio di Despan, pallonetto difeso da Bortoli. Carli difende Labadini. Attenzione, Despan a due mani, Ottino difende Bortoli. Ancora Carli, Murata credo che guardiamo bene, credo che era Ravazzolo colei che ha difeso l'attacco della Carli, sì, Ravazzolo. 5-3 il punteggio. Servizio, riceve Galbero, in difficoltà Bortoli, Ottino pallonetto, difende Tonello, palleggio di Muretti, si dice difende Muretti, c'è la free ball però, De Valle, Bortoli, ancora Carli, Jessica De Valle al servizio, la nota capitana. Tutto. Serve la Pallini. Moretti. Despan. Mani. E non riesce ad arrivare al ciottino. 3-4. Despan, attacco vincente. La schiacciatrice che indossa la numero 8. Va proprio lei, Noemi Despan al servizio. Attacco che fa in mezzo alle mani del muro di Ravazzolo e di Giroletti, che vale il 6-5. Carli al servizio, Carli al servizio, bello, Labadini, lunga, c'è il punto di Labadini, che trovata impreparata la difesa del Volano Volley, che ha regalato un punto clamoroso. Ravazzolo al servizio per Crema, battuto, riceve Galbero, Bortoli, tira, l'audio del muro difende Ravazzolo, Moretti, Gironi, cattura vincente. Tentativo di è andato a buon fine. Questo è il punteggio. Eugenia Ottino al servizio, battuto con l'oddio del net, riceve Despan. Boretti, Giroletti, questa è la presa di faccia addirittura la difesa del Volano. Campagnolo, Albero, Labadini, Moretti, Despan in free ball, riceve Ottino, Campagnolo una mano, Labadini, Moretti, Giroletti. Il punto di Giroletti, ottavo punto per Crema, e adesso torna ad avere due lunghezze di vantaggio nel corso di questo primo set. Il punto di Giroletti ha ricevuto Galbero che va ad attaccare le spalle. Attenzione, Tonello va a portare il seguito dell'arbitro Ottino. Da 8 punteggio. Tornano a 1 le lunghezze di distacco del Volano da Crema. Servizio Benedetta Campagnolo per Volano Volley. Servizio del Volano che batte sul Despan. Moretti, murata da De Valle. C'è credo l'invasione mi sa che c'era l'invasione di De Valle, ecco perché il punto non è arrivato. Inizia Tonello al servizio. Tonello, Galbero a due mani, Bortoli attacca Galbero. Out.
recuperare 2 punti, 1 punto, 2 punti, 1 punto. La differenza tra le due formazioni nel corso di questo primo set. Risale il break di Pro 0 di Crema. Moretti, tentativo di attacco che è vincente di Monica Fioretti, che porta a 10 i punti di Crema nel corso del primo set. E al servizio ora va Monica Fioretti per tutto, c'è Galbero, Lalla Bortoli per Emma Galbero che attacca, nono punto per che riporta a meno la distanza. Emma Galbero ha il servizio. Tornano 2 i punti di distacco. Batti pazza la palla, Gloria Batti a Giulia Moretti, che si prepara al servizio in questo primo set di partita. Sofia Giudice riceve Bortoli dalla parte di Petrucciello, le mani out, pallare in campo. Provato la chiamata Carli, ma l'arbitro è attento, non si è fatto ingannare da questa provata. Sofia Giudice, Bortoli, due mani, volte pure la parata anche la difesa di Crema, che però se la cava con le spalle. Prende il quarto punto di distacco qua adesso Crema. Pronto un cambio per Volano ed entra Chiara Cesena per Carli. Carli ha fatto un po' fatica in questa prima parte di frazioni di gioco. Ricordiamo che Carli ha subito anche un infortunio nel precampionato, potrebbe anche essere che non abbia ancora trovato la condizione ideale. Era il punto di The Spine che adesso porta a 5 punti. Luca è già pronto col time out, ci metto la firma, infatti lo chiama sponsor. Costruito da fatto a 5 le lunghezze che separano Crema da Volano. Cesena che entra, esordisce con un attacco errato, regala il 15° punto a Crema, che adesso si porta a +6, 19 il punteggio. Giulia Moretti ancora lei al servizio. Ricordiamo che Luca ha già usato tutti e 2 i time out, quindi adesso non potrà più fermare il gioco se non per i cambi. Eugenio Ottino, buona zona. Allora Eugenio Ottino ha firmato questo bel attacco che porta Rotblatz in doppia cifra. Siamo sul 15-10 adesso a favore di Crema. Jessica De Val al servizio. Andiamo sul servizio battuto. Riceve Tonelli. Voleva prenderla Tonello, scusate, ma ha fatto bene a lasciarla andare perché la palla è out. 16-10. Noemi De Spine, servizio di De Spine. Riceve Eugenio Untino. Cesena difende allora la Badini. C'è l'invasione Crema, Tintorete. 10° punto per Volano. Adesso
Cesena. Battuto. Riceve De Spagna. Moretti. Tonello, pallonetto, Cesena difende. Bottino, Moretti. Labadini a 2 mani. Giroletti difende Galbero. Bortoli. Bottino. Ancora Chiara Cesena al servizio. Andiamo a Cesena. Ancora di Spagna. Al centro Ravazzolo. 17-12 adesso. Per la squadra di Matteo Moschetti. C'è un cambio. Gloria Bati entra per l'autrice proprio dell'ultimo punto, Eva Ravazzolo. Quindi cambio centrale con schiacciatrice. Provare a cambiare il servizio. Gloria Batti. Batti è out. Entra la Badini. Probabile che dopo il cambio sarà Ravazzolo che riprenderà il suo posto. Eugenio Utino al servizio, 17-13 per Volano. Per Crema, scusate. Moretti, Tonello. Dentro l'attacco di Luisa Tonello. 18-13. Giroletti al servizio, battuto. 18-14 adesso. Benedetta Campagnolo al servizio. Batte di Spagna. Luca De Valletti. Labadini. C'è la doppia di Labadini. No, la portata. Rischiata portata all'arco. C'è il time out per Crema Sponsor. Dal Pala Bertoni. Campagnolo, servizio battuto sul 18-15 su De Spagna. Luca è davvero una approfitta. Sale distante Volano e si riporta a -2. Benedetta Campagnolo, servizio battuto, out il servizio questa volta. 19-16, tornano 3 le lunghezze di distacco tra Crema e Volano. Rotoplatz che adesso mi stava un po', che era riuscita ad accorciare un distacco di 5 punti a ridurlo a 2. Emma Galbero riceve il servizio di Tonello. De Valle ha provato l'attacco. Moretti. Giroletti murata da Emma Galbero. C'è la free ball per l'Alla Bortoli. Sofia Giudice in bagger. Lonetto di Carlo Giroletti. La Badini. E Spagna. Murata da L'Alla Bortoli per Volano volle
Monica Fioretti che sfonda il muro bianco-rosso. Fugazza pronta ad entrare. Allora rientra subito Abatti, rilascia il posto a Ravazzolo. Esatto. Mentre entra Camilla Fugazza all'opposto per la numero 11, sì, per Monica Fioretti, quindi centrale per opposto. Camilla Fugazza al servizio per Crema. Tutto cede giudice Ortoli. Cesena la passa di posizione triplo del Spine. E appunto per Volano. Sorrisetto amaro di The Spine. Pensare di aver sbagliato. 20-18. Galbero. Tutto. Riceve The Spine. Moretti. The Spine. Ancora il time out. In diretta dalla Pala Bertoni di Crema, un punto a separare le due formazioni. Intanto qua è suonata Free From Desire, che tipo di brano mi stavano un po' scherzando su. Ma Galbero aveva battuto il servizio, Sofia Giudice ha difeso. Ottino 20 pari. Parità di nuovo. Ritornato 20 pari. Ancora Galbero riceve Tonello. Lunga Deva. De Span. Difende Galbero. Bortoli. Ottino in pallonetto. De Span. Ottino. Ottino 21-20. Con il vantaggio la Rotoblat. Di nuovo Galbero, servizio di Spagna, ha ricevuto Ravazzolo, Ottino se non erro, no, la Bortoli Cesena, difeso Tonello, Moretti, De Spana ancora, pallonetto, difende Galbero, Bortoli, la Ottino, Giulia Moretti lascia il posto a Nicole Gruda, quindi l'ultimo giro di cambi è che Moretti è il cambio al palleggio. Questo gran break della Rotoblat che adesso ha 2 lunghezze di vantaggio. Ancora Galbero, servizio battuto, riceve De Span. Gruda. C'è il tocco del muro, palla era out ma c'è il tocco del muro. Attacco riuscito di Giulia Giroletti che chiude qua il break buono della Rotoblat. +1 adesso, di nuovo cambio. Gruda rilascia il posto a Giulia Moretti che si prepara al servizio. Il rete di Moretti 3-21 per la Rotoblat. Moretti. Ora c'è Jessica Deval al servizio per il Volano Volley, la nostra capitana.
Jesse, battuto, Tonello, arriva lei, 24-21. C'è la set ball adesso per la Rotblat. Ancora De Val. Savini battuto ancora su Despan. Moretti, Ravazzolo, infrazione di quarto tocco, 25-21 per la Rotblat che vince il primo set, 21-25. Andiamo qui in posta e torniamo bellito nel secondo set. in diretta al Palabertoni di Crema. Il primo set è concluso per 21-25 come è stato nella prima giornata, ma questa volta il Volano l'ha vinto. Rifilo quei punti di squadra intanto che là alla porta si prepara il servizio. Allora partiamo da Crema, 2 punti per Girolesi, 3 per Ravazzolo, 4 Despan, 1 Tonello, 1 Moretti, 1 Fioretti e 3 Fioretti. 14 punti di squadra, 7 su errore del Volano. Servizio di Bortoli che comincia la seconda frazione. Despan, Moretti in free ball, 12 Bortoli e Zena alla larga, ce la fa ad arrivarci la Badini. Ora c'è un'altra free ball, Galvero che la sfrutta benissimo, 1-0. Allora punti del Volano Volley, 1 punto per Cesena, 3 per Deval, 8 Tino, 4 Galvero, 1 Petruziello, 17 punti di squadra e 8 su errore di
Crema che comincia a giocare con Bortoli, che deve impegnarsi, non ce la fa ad arrivarci. Andiamo Menottino. Intanto si scalda il lato Crema, probabilmente galvanizzati da voler tirare sulla squadra. Riceve Giudice, Bortoli, Sedena Murata, difende Galbero, Bortoli ancora per Sedena, pallonetto, difende Moretti, la Badini, l'attacco tentato da Giri che non è andato a buon fine. Scusate, Albero, tentativo, ha difeso Fioretti, e poi l'attacco che vale il vantaggio per Crema, 2-1. Servizio battuto da Moretti, trasforma in un ace, 3-1. Ancora Moretti, no, c'è il Giudice, Bortoli, Galbero, Murata, difende Giudice, Bortoli, Sedena, Murata di Spagna, attenzione, De Spagna, ha tentato l'attacco di Fedottino, che va al centro ad attaccare, con l'audio del Nettino, 2-3. Auto l'attacco di Spagna, attacca, difende Giudice, Bortoli, Sedena, ma difesa, Badini che difesa, De Spagna, Deval, grande difesa di Bortoli per evitare il peggio, Deval difende Ravazzolo, ha tentato l'attacco, De Spagna attacca, difende Giudice, Bortoli, Morettino, pallonetto, difende Moretti, l'altro ha tentato, De Spagna, mamma mia che si è mangiato De Spagna. E poi vanno a toccare Bortoli che si decompone nel palleggio, peccato. 4-2. Noemi De Spagna, servizio. Tino, difficoltà, Deval, Henry, 4. Pronta Jessica Deval al servizio. Pronto il servizio, battuto. Lavadini riceve, Moretti del lato di Giroletti. Fatto in mezzo, rimane Dottine, Campagnolo, 5-3 punteggio col punto di Giulia Giroletti. Adesso al servizio va Ravazzolo che batte, servizio battuto, tentativo di Campagnolo che è out perché non c'è il toccamuro, infatti 6-3, fermato anche dal primo arbitro. Servizio ancora di Ravazzolo che è out. Pronta Chiara Sedena al servizio. Appunto l'audio del netto di Spagna. Attacco tentato a Campagnolo. Allo stesso momento
Chiara Sedena ancora lei al servizio, 6 a 5 il punteggio. Battuto. Riceve Espagna. Moretti ancora. Tonello questa volta manda con le mani di Lala Bortoli il pallone nella metà campo e lo manda anche out, quindi 7 a 5 il punteggio. Pronto al servizio Giulio Giroletti, battuto così netto di che riceve Galvero. Ultimo 7 a 6. Ancora va proprio dietro al servizio, l'autrice del 7 a 6. Riceve Galvero Morata, Tino, ancora Galvero attacca out. Emma Galvero attacco out, non sfrutta la free ball, 8 a 6. Andiamo al servizio, battuto out. Non fa vedere chi ha battuto il servizio. Benedetta Campagnolo ora il servizio per Volano Volley. Battuto Spagna. Subito sfrutta il regalo. Che brutto attacco di Fioretti che la manda laterale out. Regalo per la Rotobola che vale l'ottavo punto e la parità. La palla Bertoni, ma ancora Campagnolo al servizio. Battuto, riceve Labatini, lunga la palla e out. E nel punto per la Rotobola che fatta in vantaggio 9 a 8. Nove pari. Benito battuto, riceve Bortoli, Alborata, davvero attacca ancora, è lunga la palla Moretti, De Spagna. Ottino così anche del muro. Sedena out. Non c'è infatti. 10 a 9. Torna in vantaggio Crema. Servizio di Fioretti battuto. Galvero, Murata, out. 10 pari. Non ha la parità. Al palla Bertoni di Crema. Attacco out. Scusate il muto, ma abbiamo Lollo raccattapalle adesso per una frazione di secondo. Lala Bortoli del servizio sull'11 a 10 per la Rotobola. Bortoli, Sedena, siamo 12 a 10. Chiara Sedena. Lala Bortoli ancora lei al servizio, 12 a 10 il punteggio. Battuto
riceve il Crema. Despan, durata. Despan di frivolo, Ottino riceve Porto. Lì, Zena, murata, Ottino difende Porto. Lì, Almeno, Bedini che difende. Despan, questa volta fatta l'attacco di Despan. 11-12. Servizio va Moretti, c'è Moretti, scusate, e Spagna out, ma c'è tocco dalla difesa, parità di nuovo, 12 pari. Ottino in centro di Fink, ancora da difesa di Crema. Finale De Valle, vantaggio di Crema da 13-12. C'è il time out per Luca Parlatini, dato 13-12 sponsor. Il dolce che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille calano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Calli, direi di sì, mi lascia un po' chiara Sedena. Ancora Giulia Moretti al servizio. Crema esce e entra la numero 6 Ludovica Pagliuca, schiacciatrice, ed esce Elida Tonello, schiacciatrice per schiacciatrice. Vantaggio Rotoblas adesso 15-14.
per le biancorosse di Luca Parlatini. Per time out andiamo qui in sponsor. In diretta dal Pala Bertoni di Crema, siamo sul 16-14 nel corso del secondo set a comandare la partita alla Rotto Ascolano Volley, sia in questo set che nel parziale completo di partita. Span, quello di Mende Calvero, Ottino Murato, prova solo il giro 20, 15-16. Pagliuca, servizio, se non erro, no scusate, punto ancora di Volano perché parata out, Noemi De Span, scusate, era Noemi De Span in realtà. Jessica De Val, la nostra capitana. Al servizio vediamo De Val, battuto, Span riceve la Badini, attacco tentato in due, attenzione. Ancora Murata, Tino ancora Murata, 16-17 punteggio. Punteggio sempre a favore di Volano, un punto a separare le due formazioni. Riceve Galbero, Truzziello dall'altra parte, 17 pari, non alla parità qui al Pala Bertoni. Al servizio Ravazzolo, servizio battuto, Galbero riceve l'attacco di Domica Palluca, provato Tino, tenta da fare, si prova, vale il vantaggio di Crema, 18-17. Vediamo se Luca chiamerà il suo secondo time out. No, ha fatto la finta. Parlatini ha fatto la finta. Ancora Eva Ravazzolo, servizio. Su Ottino, Bortoli su Petruzziello e riesce all'attacco di Cardi, 8 pari. Vince anche la firma sul secondo set con un punto. Carlotta Petruzziello il servizio, riceve la Badini, Moretti, pallonetto di giro, Letti, l'artificio del Volano a evitare il 19-18. Un cambio per Crema, Camilla Fugaz entra e al suo posto va proprio quella che doveva andare al servizio, Giulia Giroletti, sì, e quindi va al servizio Camilla Fugaz su un punteggio di 19-18 per Crema, punteggio di 1-0 nel parziale set, 21-25 il primo set si era concluso. Al momento è Crema a comandare
Viene fischiato l'arbitro alza i pollici per dire che la battuta deve essere ripetuta, con un po' di protesta da parte di Crema che non capiva il perché. Servizio battuto, Ottino riceve, Bortoli, Campagnolo curata, Galvero difende, Ottino attacca, difende ancora Ottino, e stavolta chiamano il mani out quelli del Volano, ma non di questo avviso l'arbitro. Servizio 20-19. C'è un cambio, esce Camilla Fucata, rientra Tiroletti. Trentino, servizio di Despal, Labadini, pausa, 20 pari. Ancora Ottino al servizio. Al L'uomo in diretta dal Pala Bertoni, torna in vantaggio la Rotola sul 21-20 nel corso di questo secondo set. 21-20. Ottino il servizio, autrice dell'ultimo ace, ha ricevuto Despan, fallimento di Ciruletti, ha difeso scusate di Fioretti, poi ha tentato l'attacco Volano ma non è andato a buon fine, e va per l'attacco a Pagliuca. 21 pari, è passato in mezzo alle mani del muro. Il servizio Noemi De Span. No, scusate, era proprio Pagliuca che aveva battuto il servizio. Campagnolo d'attacco a difesa. Galvero curata. Risultanza non contenuta di Matteo Moschetti. Time out. Infatti ricevuto Fioretti. 2 di Crema, Carecchio avvicina un attimo il traguardo, forse c'è il cambio. Esatto, Campagnolo lascia il posto a Greta Job.
da Galbero. Crema ormai ha preso la motivazione per andare a vincere il set. 24-21 alla set per Crema. Potrebbe essere la palla del definitivo, 1 pari. Battuto il servizio da Pagliuca. La palla è anche in campo, la palla, oltre che essere toccata anche in campo. 25-22 quindi. Truziello, Galbero. 25-22, 1 pari il punteggio. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set, del terzo set, scusate. diretta dal Pala Bertoni di Crema, 1 pari il punteggio, 21-25 il primo set, 25-22 il secondo. Punti di squadra, cominciamo da Crema, 7 di Giroletti, 4 Lavazzolo, 2 Pagliuca, 9 De Spine, 2 Tonello, 4 Moretti, 4 Fioretti, 32 punti di squadra, 14 su errore del Volano. Volano invece ha fatto 2 punti con Cesena, 6 De Val, 11 Ottino, 8 Galbero, 1 Campagnolo, 3 Petruziello, 31 punti di squadra e 16 su errori di Crema.
Crema. Questo è il riepilogo dei punti dopo 2 set di gioco. Pagliuca al servizio. Diciamo che da quando è entrata Pagliucchia la partita si è abbastanza spezzata a favore di Crema. Vediamo se si ripeterà in questo parziale. Buffata del LOL proprio. Palla toccata da Pagliuca in difesa appunto al volano. 1-0. Come vogliate i tifosi di Crema, ma è il dovere del giornalista questo, doverlo annunciare. Lala Bortoli batte su Pagliuca. Moretti De Spagna. Mani out. Colpisce York. 1 pari. Punteggio. Fioretti al servizio. Tutto via giudice riceve. Bartoli. Job. Vedo Fioretti. De Spagna. In campo. Proteste dal lato volano perché la palla probabilmente era out. Io non so dirvelo dalla mia postazione. Fioretti, servizio su 12. Bortoli, Petrucchiello. Vedo Fioretti ma concede anche una free ball. D'Alvero. Attenzione. Luca. Free ball concessa da Ravazzolo. Giudice. Bortoli. Carli. Fatto colpire il tetto. 2 pari. Luca Pallonetti difende proprio Galbero. Ottino a Luca a difesa. Ravazzolo sfonda al muro di Job. 3-2. Ancora scusate. Al servizio Giulia Moretti per Crema. Volano che è sul 3. Servizio in rete di Moretti, 3 pari. Greta Ioba al servizio. Greta Ioba. Servizio completamente out, 4-3. E il nostro povero Fabrizio Sava sta bene nonostante la pallonata. E Spider anche lui, 4 pari. 3 servizi in rete, 3 servizi sbagliati da ambo i lati. Cardi Avadini i Roletti. 4. Deval ha un brutto acciacco sul braccio. I difesi non possono aiutarla tantissimo ancora. Ravazzolo al servizio. 5-4 per Crema. Oh, lunga e 3-4. Lunga la ricezione. Luca potrebbe chiamare il time out. Chiamato sponsor.
Di nuovo in diretta dal Palavertone. 6-4 per Crema. Ravazzolo, servizio battuto su Calbero. Lalla Bortoli per Ottino. Attenzione. E Spine dall'altra parte. Free ball. Bortoli. Ancora Ottino. E va Ottino al servizio. Bomba di Giroletti. E va proprio Giroletti al servizio. Tutto Calbero, durata, la riprende lei ed attacca perché concede una free ball de Span, difende Tino, Bortoli, de Span, così anche del muro, attacca Pagliuca, Bortoli, per difendere del volano, Carlo, 36. Pagliuca, servizio, riceve Calbero che però concede anche una free ball. De Span, sponda il punto di Bortoli, 9-6. 9-6. Pronta Pagliuca al servizio, 9-6. Servizio battuto. Bortoli, Ottino, Labadini difeso. Fioretti aveva provato l'attacco ma è stato difeso da Volano. Carli, 9-7 il punteggio. Out, The Span out, 8-9. Ancora Lalla porta del servizio. Servizio, Pagliuca, 20. Panmurata da Carli, 9 pari. Difende Calbero, Bortoli, Calbero, Labadini, Moretti, De Span, all'auto De Span, 10-9. Ancora Monica Fioretti al servizio. Bortoli, Calbero, oddio, ha centrato l'arbitro una difesa di povero arbitro che
ha ricevuto una palla diretta nel petto dopo le mani out delle giocatrici di Crema. Ma Galbero al servizio, ci vede centro, catturata da Job, ancora Job a murare, mezzo, palle out, 11-10, vantaggio Rotte. Però difendono all'aborto di giudice Petruzziello, non c'è il toccamuro, infatti 11 pari. Giudice grande difesa di Labadini, Giroletti, di nuovo vantaggio per Crema che si porta sul 12-11. Questo è fallo, ovviamente. Il fallo vado la rete, ovviamente. Siamo sul è risultato il tabellone 12 pari, infatti. Che Spagna out, 13-12 per Volano. Job al servizio. Difesa di Galbero, Ottino ha difeso Pagliuca, ma c'è la free ball. Job in base per Petruzziello, Murata, Petruzziello, 13 pari. Spagna in rete, 14-13 per Volano. Cardi sulla Badini, di gol per De Valle, Portoli, mani out di Ottino, 15-13. Carli al servizio, Badini e Valencia. Dal pala Bertone di Crema, siamo sul 16-13. Carli al servizio, Soffia, giudice difesa, Ottino, mani, Murata, Galbero, bravo, attenzione, Tino, il miracolo della
di Crema. Dall'altra parte Bortoli subito. Pallucca, Galvero, dei vari Moretti difeso. La Badini di Giroletti, ha difeso Galvero, Bortoli, Carli, Galvero, Bottino, ancora dall'altra parte Moretti, la palla in campo, cambio infinito questo, 14-16. Andiamo a commentare la partita. Ravazzuolo al servizio per Crema, 14-16, il punteggio nel corso del terzo set. Tino 70-14. Eugenio Tino, Giroletti in free ball, Lala Bortoli, Giudice, Galvero, Valle out, non c'è tocca. Giroletti, servizio, 16-17. È pronto mi sa Luca col time out, che lo vedo già in bel... Esatto. Infatti time out sponsor. Arriva anche il in diretta dal Pala Bertoni di Crema, 16-17 il punteggio. Pronto Giroletti, servito in rete, 18-16. Come diceva il buon Auriemma, ne gonfia la rete. De Val, servizio per Volano, la nostra capitana. Battuto su De Spagna. Attacco vincente di Pallucca, a fare per Novara. Galvero al centro, Tino, Giroletta difeso, Span, ha lasciato un spiraglio nel muro e se l'è preso tutto. Span 18 pari. Ancora Pagliuca al servizio, di nuovo alla parità al Pala Bertoni, riceve Galvero, Toni, difende Pagliuca, Giroletti, pallonetto, difende Bortoli, Giudice in bagger per Petruziello, pari, 98.
tabellone del palazzetto ha qualche problema perché ogni tot mettono un punto e si resetta il punteggio. Servizio di Porto. Attacco di 100 di Monica Fioretti, 19 pari. Con cambio Fioretti esce per Gloria Batti. Batti, servizio. Riceve giudice. Barbero Murata, Barbero. 20-19. Con il vantaggio Crema. Batti al servizio ancora, 20-19. Servizio battuto. Galbero. Che c'è un cambio Cesena e uscirà Galbero, metto la firma. Infatti Galbero prende lascia il posto a Chiara Cesena. Abatti, servizio, giudice, free ball di Span. Moretti, De Span, Murata De Span, Luca, Viroletti, in free ball, Cesena, Bortoli, Cesena, Bortoli Cesena, Mariauccio, infatti 21-20, infatti Moretti, De Span, Murata Iop! Chiara Cesena al servizio. Luca, arriva lei! Il dove che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fano di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia. Di nuovo in diretta dal Pala Bergoni di Crema. Ancora Cesena al servizio sul punteggio di 22-21 a favore di Volano. Servizio De Spagna. Carli 23-21. Ancora Cesena al servizio. Cesena, Palluca, ricevuto. Moretti e Spagna. Greta Iob ha alzato la ferrovia e ha murato. Spero che suo padre non ci resti male per la battuta. Bravattuolo, giudice, a difeso.
Trusiello. dal Palabertoni di Crema, tornato in vantaggio la Rotoblat, 21-25 il primo, 25-22 il secondo e 21-25 il terzo. Allora i punti di squadra, cominciando da Crema: 11 per Giroletti, 7 Ravazzolo, 1 Abati, 4 Balduca, 13 Despan, 2 Tonello, 4 Moretti, 6 Fioretti, 48 punti di squadra e 19 su errore del Volano. Servizio battuto. Il Trusiello ha difeso. Dena difeso Labadini. Moretti. Attacco di Despan e Vincenzo. Adesso riepilogo i punti del Volano: 4 per Cesena, 6 Deval, 14 Ottino, 2 Job, 10 Galbero, 1 Campagnolo, 12 Petruziello. 49 punti di squadra, 23 su errore di Crema. Punto anche per il Volano con mani out, 1 pari il punteggio. Bortoli, servito battuto, riceve Moretti, tentativo,
giocato invece di sì. 2-1. Job, difeso da Badini, Loletti, attacco, Madonna. Sì, Loletti, attacco direttamente contro Luca Parlatini. Neanche nelle partite in cui volevano centrare Mancini c'era questa precisione. Vabbè, pronta Chiara Cesena. Vediamo se Tese no. Mamma mia, la Badini che salvataggio. Le sta tirando su di tutti i colori. Petriziello. Non è servito niente, peccato. 3-2 questa difesa. Escono le ragazze dal campo dopo aver fatto il servizio di pulizia. Il servizio credo che sia Monica Fioretti. No, scusate, era Ravazzolo. Tino dall'altra parte. A mano libera Giroletti, gli lasci il puro libero e te la mette dritta nella metà campo senza troppi problemi. 4-2. Ancora Eva Ravazzolo al servizio. 4 per Crema. Ricordo che per chi si fosse sintonizzato soltanto ora che la partita 5-2 intanto per Crema è sul 2-1 a favore dei Volano. Ha vinto il primo set 21-25, ha perso il secondo 25-22 e ha vinto il terzo 25-21. Vi ricordo quindi che se il Volano dovesse vincere questo set, Volano si porta a casa il posto in palio la prima intera posta in palio della stagione. Giudice in difficoltà Barbero che concede direttamente subito una free ball a Crema che sfrutta al 6-2. Luca chiamerà adesso il suo time out. Vediamo se Luca chiamerà il time out adesso. Eccolo qua. Pozzo. C'è gente che dorme, c'è gente che lavora, ma ti assicuro di nuovo in diretta. Alice Bellini, non preoccuparti, non ascoltare questa diretta che non ho detto nulla di strano. Ottino. Detto Alice Bellini solo perché qua c'è Jacopo, tutto qui. Avevo bisogno della mia compagna di viaggio ma che è andata a fare il tifo e la mia Jacopo ma mi dà manforte solo a pacche
e non al commento. Terzo punto per Volano, che adesso riduce a 3 i punti di distacco. Greta Job al servizio. Fa tutto il servizio. Quarto punto. Adesso 2 punti. Giroletti. Settimo punto per Crema. Servizio di Giroletti su Galvero. La Trucchiello fatta. Galvero. Tiro pallonetto defletto da Crema. Attacco. Anauti Giroletti. Faccio botta a 4. Giroletti, ace. 9 a 4 per Crema, che torna sui 5 punti di vantaggio. L'altro ace. Ancora Giroletti, che ha appena preso in mano la partita anche nel secondo set, non ha lasciato scampo. Galvero. Chiamata, si è avverato. Giroletti, secondo ace di fila. Luca andrà col secondo time out. Si avvicinano allo spettro del tie break. Sponsor. In diretta alla Bertoni. 10 a 4 per Crema il punteggio. Ancora Giroletti il servizio, questa volta il net gli attutisce il colpo. Ottino, mani out di Ottino, che prova a risollevare la Rotglas, che al momento è in grave difficoltà. A campo di Volano. E arriva l'ace. Dolce fruscio della neve che riempie meraviglia. Lasciano viaggiare gesti antichi e 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello scerno semplicemente perfetto. Nuovo in diretta
Bala Bertoni di Crema. 7-10 adesso per Crema, che comunque tiene in distanza la rotola. Scudetti attacco auto di Ludovico Pagliuca. Bortoli della Passotti che ha l'attacco del Tino. 12-7. Che prende palla al volano e c'è sempre da andare a pulire il campo. Era già successo anche 2 stagioni fa. Palla out, esatto, 12-15. Era già anche successo 2 anni fa. Non siamo venuti, avevamo vinto 3-0 se non erro.
C'è un cambio per Crema. Esce Despan. Esce Despan. Entra e non vedo il numero di maglia purtroppo di chi è entrato. Deval al servizio. Battuto. Attenzione, io in questo momento è la portata del Benedetto deve chiudere. E arriva al punto di Crema 16-12. Riceve Galberto il servizio di la palla è in campo 17-12. Bortoli, servizio. Oh, arriva lei! Infatti, è quello che dicevo prima, ogni volta che prova a costruire un break, Crema chiama le Muppets per dare un po' di pulita. Nuovo in diretta dal pala per turni di Crema, 17-16 a favore di Crema. Adesso c'è l'ala Bortoli del servizio e auto l'attacco del servizio, 18-16, 2 punti a separare Crema da Murano. Battuto del vero
17 a 18. Alberto. Abadini. Tentativo d'attacco di Abati, non è riuscito Tino. Abadini. Crema 19 a 17. Pronto il cambio, Gloria Abati entra al posto di numero 3 Eva Ravazzolo. Il pappino e loro ridono, pensate. Abati, servizio. 11 riceve. Porto di Tiello. Porto di 39. Pronta Greta Job, servizio. Greta, se parliamo dei 7 nani, è la cucciola del nostro roster. 20 a 18. Mamma mia che brutto attacco. 21 a 18. Piroletti al servizio. Ormai 4 punti da recuperare, 3 punti per Crema per vincere il set. Ormai io direi che ormai il tie break sarà ormai semi ufficiale. Ormai il servizio riceve il cielo, però vanno di prova ancora 22 a 19. Carli, servizio, riceve la Badini, Detti, out di Ludovica Pagliucca, 23 a 19, ne mancano solo 2 e ci sarà il tie break. Entra le span ed esce Elisa Tonello, sì. Span. I 3 a 20. Bottino, il servizio battuto, Moretti, Espan, Palmino, Petruzziello, Centrino, mani out 22 a 23.
C'è un cambio, un altro doppio cambio. Adesso la parola è indovinare il cambio. Adesso vedere i numeri di Maiorolo. Uscita Abatti ed è entrata Camilla Fugazza. Dead ball per Crema. Vediamo se il mio... Attenzione. Ok, può ricominciare il gioco. Allora, set ball per Crema, 24-22. Ecco Cantero. 24-23. Invito battuto. 5-23. Si va al tie break. È andata a finire come nella maniera più drammatica. Allora andiamo al tie break. Prima gli sponsor. diretta dal Palabertone di Crema. Allora, detto qua ci giochiamo tutta la partita, detto. Allora 21-25 il primo, 25-22 il secondo, 21-25 il terzo e 25-23 il quarto. Tutti in squadra, 20 tiro lenti.
9 Ravazzolo, 1 Abati, 7 Pagliuca, 15 Despani, 2 Tonello, 5 Moretti, 8 Fioretti, 67 punti di squadra, 25 su errore del Volano. Volano, tanto c'è il primo servizio per Crema che dà inizio al tie break. Galbero, Bortoli, Valle, Traffico, Truziello, Bortoli, Valle. Due palleggi un po' difficoltosi per Neval, che però Volano ringrazia l'errore di Crema. 1-0 per il Volano. Puntini del Volano: 5 Sedena, 7 Deval, 20 Ottino, 3 Job, 13 Galbero, 1 Campagnolo, 18 Petruziello, 1 Lalla Bortoli. 68 punti di squadra, 27 su errore di Crema. Crema al servizio con muro e poi difesa. Attacco potente di Pagliuca. Murata, Petruziello Murata, 3-1 per Crema. Bortoli, c'è il punto di Bortoli, mani out. Galbero, 3 pali. Punto di Crema adesso 4-3. Servizio Giulia Giroletti che al momento è l'MVP di giornate, probabilmente sicuramente con la vittoria sarà lei l'MVP. Partita qua dei limiti della perfezione. Detto fatto, più fatta. E comunque le partite sono tutte così, però dovete portarvi defibrillatore ogni partita o chiamare sempre un'ambulanza. Job 5-4.
questo errore clamoroso del volano volle che regala veramente un punto evitabile. 5 pari. Vantaggio di Crema 6-5. Luca pronto a chiamare il time out forse. Difficoltà Crema. Vantaggio un punto! Ma come si fa? Ma come si fa a fare una roba del genere? Dai, ma è la seconda volta! Ma non è possibile, dai! Ma che disattenzioni sono queste? Ma neanche nelle under 12 o nel mini volley si sbagliano queste palle così, ma dai, su! Non è possibile, cavolo. 2 friboni, 2 palle giù, va! Calvero, Bortoli, Trussiello, che cerca di rimediare questi pasticci. 7-6. Avrò la rabbia, ma sono anche realista, però. Tino per Cesena. Non so il motivo di questo cambio, ma un tiro per Cesena. Ok. Speriamo. 7-6. Campagnolo. Despan. 8-6. C'è il cambio campo adesso. Attenzione, adesso c'è l'inversione. Direi che questa canzone ci sta per i tifosi di Crema. Lascia il vuoto a un Tino. Fa tutto il servizio da Fioretti, riceve Galvero. Subito Ravassorlo. E stavolta attacco riuscito. 8 pari. 7-8. Bisogno di una manutenzione quel tabellone. Carli al servizio. Battuto. Riceve Labadini. Moretti al centro. Ravazzola. Morata! Punto di Ottino. 9-8. Arriva il time out per Crema Sponsor. Il dolce fruscio della neve che riavviglia.
Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Scintille che accendono scano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira. Nuovo in diretta dal Pala Bertoni, Labadini sul servizio di Carli. Despan. Ottino! Miracolo compiuto. Vediamo se lo concretizziamo del tutto. No. Despan. 9 pari. Al servizio, 9 pari, riceve Galbero, Bortoli, Ottino, di Vannerga la bomba, Pagliuca, ci prova, 19. Servizio di Ottino, Labadini, Despan in campo, Despan, usando il nastro, 10 pari. Giroletti passa palla proprio all'autrice del punto. C'è un cambio, attenzione. Despan lascia il posto a certe maglie davanti e certe maglie no. Elisa Tonello, 10 pari. Tutto il servizio, riceve Giudice, Bortoli, Murata, Galbero, ancora per lei, stavolta la Badini difende. Viroletti dei lasci un millimetro in più di frega. Ancora Tonello, 11-10. Mole, davvero Bortoli, scusate, attacco di Ottini, pallonetto che non è andato con ci prova Galbero, porterà toccata, Giudice, Petruzziello, time out per Luca, andiamo con gli sponsor. Pala Bertoni di Crema, siamo alle battute finali di questa partita, siamo nel quinto e ultimo set, il tie break, 12-10 a favore di Crema, che per 2 volte è stata sotto nei set, intendo che il primo set l'ha perso e anche il terzo l'ha perso, ma è riuscito sempre a pareggiare e a portarla al tie break. Adesso si trova in vantaggio di 2 punti.
Arriva la sentenza. Giulia Giroletti, la sentenza. A 10 ormai Crema sta per andare a vincere la partita. Ancora time out per Luca dopo una sola azione sponsor. Quasi siamo ormai all'epilogo di questa partita, è 13 a 10 a favore di Crema al pala Bertoni. Riceve il giudice Bortoli. Tiello si tiene ancora a galla, 10 a 13. Però c'è ancora tanto da recuperare. Jazzy, servizio, riceve il Pagliuca che riceve bene il servizio, però va a toccare l'asta. Ecco, 12 a 13. Prendere uno da recuperare per pareggiare i conti, però un conto è recuperare, un conto è poi vincere. Il servizio li deve al Pagliuca. Girolami, mamma mia, Petruziello, Manzottino era che aveva disinnescato, però 13 pari. Time out, Crema sponsor. In diretta, palla Bertoni. Allora qua o una delle due vince in 2 punti o si andrà ai vantaggi. Ancora De Valle il servizio su Pagliuca. Ed è Pagliuca che attacca, man out, 14 a 13. La palla match nelle mani, cambio, Ravazzolo lascia il campo ad Alice, a Gloria Batti. Gloria Batti, la palla del destino è per lei. Gloria Batti, servizio. C'è la free ball. Oddio! Non ci voglio credere a quello che ho appena visto. Come diceva Giovanni Storti in Unplugged, cioè si sta ribaltando la situazione. Abbiamo fatto, regalavamo punti e ce l'hanno regalato loro. Lalla Bortoli al servizio, 14 pari. Servizio, Tonello, Labadini. Pagliuca, bomba di Pagliuca. Giroletti. Adesso lei la sentenza. La sentenza.
Ha sbagliato Pagliuca. Ha sbagliato Pagliuca. 15 pari. No, ma ragazzi, qua io non posso continuare ad andare avanti giusto per avere un infarto. Chiamate un'ambulanza veramente. Il servizio di Galbero. Oddio! Adesso è la palla match per 3 Bolano. La palla match per Bolano. Galbero. Attenzione. Oh, là. Proviamoci. No, Tino non era pronta. Fioretti. Latta la palla match. Sedici pari. Pagliuca. Ludovica Pagliuca al servizio. Battuto. Vero. Bottino. 17 a 16. Ancora match ball. Bolano. Con Benedetta Campagnolo. Campagnolo, battuto il servizio. Muretti. La palla campo. Era fuori! Era fuori! Ma questa era fuori! Oh! Era fuori! Arbitro! Dai, cara Riccardo, dai! Cambiala tu, dai! Riccardo, cambiala tu! La puoi cambiare tu! Cambiala tu! È out la palla! È da cambiare, oh! Riccardo, dai, che penso che l'abbia vista il secondo arbitro? Penso l'abbia vista, dai! Penso l'abbia vista! Vediamo. La palla. Benedetta! 18-16! Bolano vince la prima stagionale al tie break! L'avevamo vista tutti, ma non il primo arbitro che consegna la vittoria, lei che l'ha vista e ci regala il tie break. Attenzione che volano le proteste, adesso sta cominciando e finisce qui. Bolano vince per 3-2 con le proteste. Infatti c'è anche l'invasione di qualcuno di Crema che non accetta la sconfitta, però meglio che stiano zitti qua quelli a Crema, che l'abbiamo vista tutti, quindi fate silenzio. Allora io direi che se no qua divulghiamo troppo. Allora Patrizio Saba, grazie anche a Andrea Zeni, e l'appuntamento è tra 2 settimane, domenica 29 contro il Volley Clodia, per la partita a Chioggia Borgo San Giovanni contro il Volley Clodia. A tutti voi una buonanotte, grazie Patrizio, sono tremato.